per prima il Veneto Giorgio Tronca. Tronca, bentornato. Giorgio Tronca, allora rispetto alla, diciamo, a questa violenza molto purtroppo diffusa e presente, parlando del Veneto, in tutte le province, nessuna esclusa. Sì, la violenza è presente in tutte le province. Abbiamo visto adesso Mestre, io sono di Vicenza, di Arcugnano, e non ho avuto modo di conoscere direttamente Mestre di persona, però ho molti amici di Mestre che mi raccontano che di sera è impossibile girare di notte per le vie di Mestre, cioè è pericolosissimo. Io mi chiedo cosa sta facendo al momento attuale il governo per risolvere questi problemi. Forse è più interessato alle nomine RAI, queste cose qua, che sono molto meno importanti. Guardi la telecamera lì, perché sennò la vedono di qua. Va bene, perfetto, grazie, no, grazie. Sì, prego. In pratica forse è più interessato, dicevo, il governo attuale a questa situazione che sta degradando ovunque. Abbiamo visto Mestre, vediamo in moltissime città e paesi, anche non solo città. E loro cosa pensano? Pensano prettamente a discorsi tecnici, a risolvere questioni. Ho nominato la RAI perché io ritengo sia una questione, quella delle cariche della RAI, che secondo me ormai è acqua passata, nel senso tutti quanti paghiamo un canone, siamo costretti a pagare un canone, abbiamo un servizio che io personalmente ritengo molto poco chiaro rispetto a molte altre reti televisive per le quali non pago il canone e ricevo un'informazione molto più chiara, tipo Rete Veneta. E a questo punto qua mi chiedo, sarebbe il caso forse di cominciare a preoccuparsi della sicurezza in tutte le varie città? Chi è che dovrebbe le forze dell'ordine? Abbiamo visto che le forze dell'ordine sono sempre poche rispetto alle esigenze. Io credo che deve essere una forza della comunità riuscire a frenare questo degrado che c'è ovunque. Purtroppo bisogna fare questo con molta attenzione, perché abbiamo visto a Mestre cosa succede, cioè non sappiamo bene con chi abbiamo a che fare. Generalmente sono persone straniere, ma non solo, non solo. Adesso non cerchiamo di dare le colpe agli stranieri, cioè il problema è basilare, fondamentale a livello di comunità, a livello sociale. C'è un poco controllo da parte di coloro che paghiamo con le nostre tasse e paghiamo a fior di quattrini e che dovrebbero garantirci la sicurezza di poter vivere nel nostro territorio. Che allora Giorgio Tronca però voleva tornare sull'autonomia. Io, grazie direttore, volevo semplicemente fare una piccola segnalazione, cioè volevo parlare della situazione nel paese, insomma Italia, no? Allora, in Italia, come ripeto costantemente, ci sono delle regioni che hanno il residuo fiscale positivo e che ci sono molte altre regioni che usufruiscono dei servizi appunto da quel residuo fiscale delle regioni che ora è in positivo. Allora, queste regioni qua, no, le solite, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, anche l'Emilia-Romagna, che è al di sopra addirittura del Veneto, parliamo dei 18 miliardi circa l'anno, no? E ora adesso che si sta recentemente, che ci sta ancora queste inondazioni, perché anche Vicenza che ci sta veramente dei problemi seri anche stavolta, cioè ogni qualvolta che due giorni di acqua di più della norma va sotto tutto e non si capisce, si parla di questa crisi, di questo cambiamento climatico, di tutte queste robe qua. Vabbè, tutte sono teorie che secondo me basterebbe tenere un poco più in ordine
le vie di Scario, comunque va bene, le parole che ripete tutti. E ora devo pensare, no, va bene, che sarà un ritorno a quelli che hanno avuto questi grandi danni causati dal maltempo, no? E ora dicevo, l'Italia, vado Emilia Romagna, che avevi visto le condizioni, 20 milioni di risorse da poter usufruire per ristabilire da nuovo l'equilibrio, perché alla fine una roba così ti scombina l'equilibrio sociale proprio a tutti i livelli, Veneto 25 milioni, allora ho pensato, cavolo Guido, 18 miliardi, che sia 18 mila milioni, di residuo fiscale l'anno. E succede una roba così, mi pare, no? Quasi l'elemosina, che devono ciapa, sai che arrangiarti. E dopo, chi è che decide a chi dargli i 20 milioni? Cioè, non è perché il residuo parte da Veneto, da Emilia, da Lombardia, va su a Roma, e dopo Roma ti rimandi in Rio, no? Ma a chi è che gli dà? A chi è che gli dà? Perché bisogna capire che ne sono capitati 3 alluvioni nell'ultimo anno e mezzo, mi pare, no? All'incirca, sui 3 alluvioni, e non si è fatto niente sostanzialmente. Cosa si è fatto? Vuol dire che quei soldi che invece è stata in Rio, una piccolissima parte di quei che vediamo, che invece sta in Rio per i soldi, che tra l'altro dopo non ho capito neanche, forse la dottoressa sa se l'Europa che c'entra qualcosa, perché mi sembra che sia anche un intervento europeo che abbia aiutato per questi danni causati dal maltempo. Dunque vuol dire che quei schei lì non sono neanche quei nostri, tra virgolette, no? E allora mi domando, cioè, se è possibile una roba così? Cioè, se è possibile, direttore, se è possibile che noi altri chiediamo 16 miliardi all'anno e stiamo mettendo io per una roba proprio alla faccia di tutti, mi mettendo 20 milioni. 20 milioni, direttore. È tutto per oggi, dobbiamo chiudere qui, grazie molte. Io vedrei bene su una galea. Ci andrei molto volentieri. Giorgio Tronca. Buonasera a tutti, grazie. Prima il Veneto, punto. Grazie molte, Tronca.